Ciao, sono Giovanni Sedda, lavoro a Portale Sardegna, che è uno dei primi tour operator per l'incoming in Sardegna, un'azienda molto giovanile e anche molto votata all'innovazione, tant'è che ha studiato dei prodotti innovativi anche per la bassa stagione come l'Open Voucher, sul quale sono state fatte degli studi e anche uno studio scientifico da parte dell'Università di Cagliari che ha destato molto interesse. Personalmente credo molto nell'innovazione e nelle possibilità che l'innovazione può dare. Ho lavorato a Melbourne e continuo a collaborare con un'azienda di Melbourne che si occupa di finanziare delle aziende in startup. Attualmente collaboro a due progetti, uno di quali è molto bello, si chiama Moda Caffè, sta cercando di studiare un franchising che possa vendere l'esperienza italiana del cibo, ma non solo, ai cinesi. È un progetto che ha richiesto il lavoro anche da remoto, quindi da paesi molto lontani tramite gli strumenti internet di persone di vari paesi, quindi sono riuscito a lavorare anche dalla Sardegna quando sono rientrato con persone della Cina, del Vietnam e di Melbourne. Mi auguro che questo clima che troviamo anche oggi qua a Sardegna 2.0 possa contagiare tutti, anche la Sardegna, in modo tale che si possano veicolare idee che hanno un costo molto inferiore rispetto alle merci e possono creare uno sviluppo ecocompatibile per la nostra terra, così come è fatto alle Hawaii, che sono diventate un centro di raccolta di cervelli e di idee. Vi saluto e vi auguro buona giornata.